Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Ti esalto, Dio mio Re, che troviamo il numero 8. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare questo incontro col Signore invochiamo la sua misericordia, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Donaci, Dio misericordioso, di sperimentare in ogni momento della vita la fecondità della Pasqua che celebriamo nei santi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Salpati da Troade, facemmo vela direttamente verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume dove ritenevamo che si facesse la preghiera, e dopo aver preso posto rivolgevamo la parola alle donne là riunite. Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa», e ci costrinse ad accettare. Parola di Dio. Il Signore ama il suo popolo. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze,
con tamburelli e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate perché io ve l'ho detto. Parola del Signore. In questi giorni del tempo pasquale le letture hanno come protagonista principale lo Spirito Santo. Lo vediamo negli Atti degli Apostoli in maniera chiara, dove l'azione evangelizzatrice di Paolo è sostenuta e guidata, animata dallo Spirito Santo e dalla docilità degli evangelizzatori ad seguire e a lasciarsi plasmare dallo Spirito Santo. Paolo continuamente in viaggio evangelizza. Nella lettura di oggi annuncia il Vangelo a Lidia, una commerciante di porpora, alla sua famiglia, e credono e si aprono all'azione dello Spirito Santo. Addirittura Lidia poi costringe Paolo ad accettare la sua ospitalità. Lo Spirito Santo è colui che dà testimonianza. Il Vangelo dice che anche voi, anche noi, siamo chiamati a testimoniare il Signore. Gesù ci promette che non saremo soli dopo la sua partenza, ma Lui continuerà a essere presente e vivo dentro di noi attraverso il suo Spirito. Ci renderà e ci rende idonei e abili alla testimonianza. In questi giorni in cui ci prepariamo alla festa di San Leopoldo, siamo chiamati a focalizzare la nostra attenzione sulla figura di questo piccolo frate. Anche lui è stato testimone dell'amore di Dio, è stato
strumento di misericordia, di accoglienza, di dolcezza, tenerezza verso i peccatori, verso coloro che incontrava. Anche noi siamo chiamati a essere segno e strumento di perdono, di pace, di misericordia nelle nostre case, nei nostri posti di lavoro, là dove il Signore ci chiama a vivere, secondo quello che San Francesco di Sales diceva: fiorisci là dove il Signore ti ha piantato. E concludo con una preghiera a San Leopoldo del Cardinale Comastri. Piccolo San Leopoldo, tu sei stato un gigante della carità. Il tuo cuore, in sintonia con quello di Gesù, ha ardentemente desiderato l'unità di tutti i cristiani in un solo vile, sotto un solo pastore. Prega per noi, affinché siamo pazienti e tenaci costruttori di unità. Piccolo San Leopoldo, tu sei stato un faro di misericordia. Ai peccatori che ti avvicinavano hai fatto sentire l'abbraccio di Dio e la gioia del perdono che sana ogni ferita. Prega per noi, affinché siamo volto e braccia della misericordia di Dio. Piccolo San Leopoldo, tu sei stato grande nell'umiltà. Hai messo l'orgoglio sotto i piedi, hai camminato sulle orme di Maria, imparando da lei la fede dei semplici e l'obbedienza degli eroi. Prega per noi affinché siamo limpidi e umili servitori di Gesù. Piccolo e grande San Leopoldo, aiutaci. Amen. Sopra la tua volontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Presentiamo a te, diventi per noi il cibo della terra. Sia così. Molto semplice. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa e poiché ne hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltati in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita,
perché possiamo ottenere il regno promesso con i Tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i Tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Leopoldo e tutti i santi nostri intercessori presso di Te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la Tua Chiesa pellegrina sulla terra, il Tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che Tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla Tua presenza. Ricongiungi a Te, Padre misericordioso, tutti i Tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel Tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Isidoro e tutti coloro che in pace con Te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della Tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale Tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A Te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo così in terra. Il nostro pane quotidiano, noi i nostri debiti, come anche noi li rimediamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, da partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e sono salvo. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria,
ti offriamo il corpo e sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Hai dato un cibo a noi, Signore, al numero 70. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna, e donali di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo, destinato alla gloria, per Cristo nostro Signore. O Dio Padre Onnipotente, tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, le nostre famiglie e i nostri cari, anziani e ammalati, di vivere nell'abbandono alla tua volontà, nella speranza delle tue promesse, nell'amore della tua presenza. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Inno San Leopoldo 190.
Sanctificamus